Buongiorno a tutti i fratelli e sorelle che sono qua in sala e salutiamo anche chi è da casa, chi non ha potuto anche venire, perciò salutiamo anche le persone e la tecnologia ci aiuta anche a fondamentalmente a stare vicino anche a quelle persone che magari non riescono a venire qua. Oggi comunque dobbiamo gioire veramente tanto. Allora, la scorsa settimana abbiamo avuto la gioia di stare in un'altra chiesa, che poi alla fine è la chiesa del Signore e l'abbiamo visto. Siamo stati in un'altra chiesa, siamo stati ospitati, però eravamo un membro unico, eravamo in una situazione dove c'era Dio e basta. E oggi nella stessa chiesa ci saranno 20 battesimi e oggi il cielo sta facendo tanta festa. C'è stata la festa l'altro giorno, non che uno sia importante, uno meno, ce ne sono di più, ce ne sono di meno, per il Signore non ha importanza, l'importante è che le persone vengano a Lui. Per questo oggi mi sono concentrato proprio sulla lode e partiamo proprio col Salmo 100, da 1 a 3. Questo è un salmo di lode. Mandate grida di gioia al Signore, abitanti di tutta la terra. Servite il Signore con letizia. Presentatevi con gioia a Lui. Riconoscete che il Signore è Dio. È Lui che ci ha fatti. Noi siamo Suoi, siamo Suo popolo e gregge, di cui Egli ha cura. Io sono andato sul vocabolario perché mi ha incuriosito questa letizia, che poi ha anche un nome, viene utilizzato molto spesso come nome e vuol dire proprio gioia, no? Però sono andato a vedere il significato che ha questa parola. Intima e serena gioia spirituale. Vivere in letizia, servire il Signore in letizia, nel linguaggio devoto. La beatitudine celeste. Questo mi ha colpito perché la beatitudine celeste, cioè quando noi lodiamo il Signore non è semplicemente un canto, non è semplicemente dire un qualcosa o cantare o dire una bella parola, ma è una comunicazione col Signore, è un stare insieme. A me, quando penso a questo, mi viene in mente Pietro, quando era sulla barca e Gesù camminava sull'acqua e lui lo guardava. Finché lo guardava, camminava sull'acqua. Quando ha smesso di guardarlo, si è affondato. E questa è la lode. La lode è questo, non è un canto. Quando noi cantiamo qualcosa, cantiamo delle parole, cantiamo qualcosa verso il Signore, lo lodiamo perché noi apparteniamo a Lui e lo ringraziamo per questo. E se noi distordiamo questo sguardo, affondiamo. Ci facciamo sommergere dall'acqua? No, ci facciamo sommergere dalle nostre preoccupazioni. Da una cosa molto semplice, quando ti dai una martellata nel dito. A me mi ricorda mio zio quando lo raccontava, che era una sua testimonianza, che ha capito che il Signore l'aveva cambiato. Si è dato una martellata, invece di dire tante parolacce, ha detto grazie Signore anche per questo. E lì ha capito che il Signore ha fatto qualcosa, che è entrato, che ha cambiato la sua vita. Il dolore rimane lo stesso, cioè quello fa male. Però questo, quando si pensa di non essere degni o non si è capaci di andare in giro a parlare del Signore, i piccoli gesti fanno la differenza. Quando ti viene quella martellata, invece di dire parolacce, ringraziare il Signore. Questo, le persone che ci stanno accanto ci guardano, ci osservano e vedono questo, non vedono che c'è qualcosa di diverso, perché non abbiamo usato la nostra umanità, ma abbiamo detto grazie Signore anche per questo che hai fatto in questo momento. E quelli ci guardano. Perciò ognuno di noi è in grado, tutti, dal primo all'ultimo, dai bambini, dagli adulti, possiamo dare la nostra testimonianza sul nostro posto di lavoro e dove siamo. Per questo, signori, cantiamo Ineffabile.
Quanto è meraviglioso Dio. Questa parola ineffabile, che l'ho sempre sentita come canzone, l'ho sempre sentita nella canzone, però non sono mai andato a fondo a vedere cosa significa ineffabile, che parola, che significato ha. E quello che si trova sul dizionario fa pensare molto, che non si può definire a parole, che non si può esprimere, adeguatamente indicibile, inesprimibile, indescrivibile. La seconda cosa che dice, incomparabile, imparagonabile, eccezionale. Signore, non si può descrivere, si può solo vivere, perché non possiamo capire una cosa così grande. Parlavamo anche nella canzone, dice anche, lui ha dato il nome a ogni stella nel cielo, e le stelle sono tante. Io vedevo un documentario una volta e sono rimasto colpito che noi adesso perdiamo una bella visione delle stelle, perché adesso con la luce delle città, con tutto quanto, il cielo non si vede nella sua maestà e nella sua bellezza, perché quando è buio buio, quando il cielo illumina la terra con le stelle, quella luce che il Signore ha dato in questi piccole lucette che vediamo nel cielo, che il Signore li conosce una per una, figuriamoci quanto conosce noi. Noi adesso siamo in una situazione in cui stiamo per uscire un po' dal Covid, perché stiamo pensando di uscire da questa emergenza, e finito questo sta arrivando un'altra valangata. Siamo in guerra in Ucraina. E questo fa pensare che il Signore non c'è, non esiste, ma il Signore ha tutto nelle sue mani. Se permette questo, un motivo c'è. Se Lui lascia che questo succeda, dobbiamo accettarlo. Lo capiremo più in avanti, però non ci dobbiamo abbattere, perché il Signore, prima leggevamo, tutte le persone della terra devono lodare il Signore. E questo è un po' quello che dicevo prima, quando noi non perdiamo la lode al Signore, perdiamo di non essere nella sua maestà, nei suoi corridoi, noi perdiamo. C'è una bella cosa che ho sentito in una predica che sento su WhatsApp, che c'erano questi bambini nell'asilo in Svizzera con tante culture diverse, tante persone diverse, con religioni diverse. E stavano discutendo sulla religione, stavano facendo un dibattito, tra virgolette, come lo può fare un bambino di 4 anni fondamentalmente. Però una bambina a un certo punto si alza e dice una cosa sola. Il Dio vero è quello che ha creato la terra e il cielo. E lì il dibattito è finito. Tutti sono stati zitti, perché hanno tutti dovuto dimostrare, è vero, chi ha creato il cielo e la terra è il Dio vero. Perciò, seguendo e andando avanti sul Salmo 100, però leggendo dal 4 gli ultimi 2 capitoli, entrate nelle sue porte con ringraziamenti, nei suoi cortili con lode, celebrate, benedite il suo nome. Allora, benedite il suo nome. Poiché il Signore è buono, la sua bontà dura in eterno, la sua fedeltà per ogni generazione. Noi non siamo l'ultima generazione che il Signore sarà fedele. Lui sarà fedele fino alla fine, finché non verrà su questa terra. Lui sarà qui e sarà sempre con noi. E Lui darà la fedeltà a tutti. Lui è buono. Chi è più buono di Dio? Noi molto spesso ci facciamo un po' prendere, come se, forse è sbagliato così, però noi pensiamo sempre a noi stessi, un po' siamo egoisti, no? Allora quando dal Signore chiediamo qualcosa, pensiamo più a qualcosa che ci interessa a noi. L'iPhone, cellulari, pensiamo a cose più materiali.
Il Signore non è mai stato bugiardo, non ci ha mai lasciati da soli. Lui ci ha promesso che ci avrebbe dato quello che ci serve, i vestiti, mangiare, essere in Lui, che Lui è presente per noi. Siamo noi che ci distraiamo da questa cosa qui e pensiamo ad altro. Però il Signore, Lui ci ha promesso una cosa e questo farà. Perciò cantiamo Meraviglioso sei. Quante parti ha conquistato il Signore di voi? Quante parti abbiamo dato noi al Signore? Quante parti ci stiamo ancora tenendo per noi stessi e non le abbiamo ancora date al Signore? Quante benedizioni stiamo perdendo per questo? Adesso vorrei pregare tutti assieme, vogliamo lodare il Signore per quello che Lui fa per noi. Lodiamolo, ringraziamolo con lodi, ringraziamolo per quello che Lui fa, anche le cose piccole.
Non servono tante cose grandi, sempre basta anche il piccolo. A me quando stavo meditando, stavo pensando a questo e ogni tanto quando sono in macchina te lo ritieni in mente e ricominci a ragionarci sopra. Quando nostra moglie ci fa già mangiare, quando nostra moglie ci lava, quando arriviamo a casa e la casa è pulita, quando i mariti arrivano a casa, dopo c'è qualcuno che lavorano tutti e due, però ognuno fa la sua parte, quante volte chiediamo grazie? Quanto di più il Signore vuole sentire da noi grazie, ma non per quello che fa, ma perché lo sentiamo dentro di noi, perché fa parte di noi. Lui ci ha salvati, ci ha accettati nel suo regno che non è in questa terra, ma è al di là. Quanto noi l'abbiamo ringraziato per questo. Preghiamo per questo. Ognuno si senta libero di lodare il Signore. Grazie Signore, grazie perché ci hai donato la vita e noi possiamo spenderla lodando te. Grazie Signore perché un giorno ci siamo accorti che tutto quello che stavamo facendo era sbagliato o comunque era assurdo rispetto alla lode che dobbiamo a te. Grazie perché ci siamo accorti quel giorno e abbiamo cominciato a camminare per sentieri diritti. Grazie Signore per quest'opera, viene dallo Spirito Santo, viene da te, non viene dalla nostra intelligenza. Grazie Signore, noi ti ringraziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Io ti salterò, mio Dio, mio Re, e benedirò il tuo nome in eterno. Ogni giorno ti benedirò e loderò il tuo nome per sempre. Il Signore è grande e degno di lode eccelsa. La sua grandezza non la si può misurare. Padre, vogliamo innalzarti, vogliamo benedirti. Ti ringraziamo e ti benediciamo perché ne sei degno. Grazie perché sei il Signore, sei il Dio vivente e vero. Non c'è nessun altro Dio all'infuori di te. Perché tu sei il Creatore, sei il Signore. Sei il nostro Redentore, sei il nostro Salvatore. E oggi ci inchiniamo davanti a te, davanti alla tua maestà, ed esaltiamo e glorifichiamo te, Signore, perché ci hai dato il Signore Gesù a pagare al pezzo nostro il prezzo che dovevamo pagare noi, Signore. Grazie perché hai cancellato ogni nostro peccato, grazie perché ci hai perdonato, grazie perché possiamo comparire ora alla tua presenza, Signore, puri e immacolati. Grazie a quel sacrificio, Signore, che il Signore Gesù ha fatto per me, ha fatto per ognuno di noi, ha fatto per tutti quelli che credono in Lui. Così Padre, questa mattina ricevi la nostra lode e il nostro ringraziamento. Nel nome di Gesù. Amen. Sì Signore, anch'io desidero ringraziarti con tutto il cuore, perché sei un Dio misericordioso e sei un Dio che è venuto prima di tutti da noi a salvarci la vita, Signore. Hai bussato nei nostri cuori fino a quando noi abbiamo capito che dovevamo aprire. Sei tu l'unica salvezza in questo mondo, Signore. Tutto quello che succede è sempre comunque sotto la tua potenza, sotto il tuo controllo. Ti ringraziamo e ti preghiamo anche per quelle persone che in questo momento hanno difficoltà. Noi sappiamo che tu non togli i problemi, ma ci sei sempre vicino, sei a fianco a noi per aiutarci ad assumerci le responsabilità e anche ad aiutarci ad affrontare ogni tipo di difficoltà, Padre. Grazie perché il tuo amore è così immenso da far sfigurare tutto quanto davanti a te, Signore. Tu sei infinitamente ineffabile, come abbiamo cantato prima, e siamo orgogliosi di appartenere a te, Dio, perché tu sei l'unico vero Dio in questa terra, e per questo in questo momento noi ti lodiamo con tutto il cuore nel nome di Gesù. Amen. Amen.
innalzare il tuo nome, Signore. Grazie per questa luce, per questa bellissima giornata di oggi. Ma noi, Signore, vogliamo pregarti soprattutto per l'Ucraina, Signore, in questo momento che sono sotto le bombe, sono sotto le armi, persone nascoste, bambini che hanno paura. Proteggi, Signore, tutte le famiglie che in questo momento si stanno nascondendo da questa guerra e ferma queste armi, Signore. Ferma questi eserciti, Signore, ferma la mano potente di questi uomini che pensano di essere potenti, ma la loro vita è breve su questa terra. Signore, converti il cuore di Putin, Signore, converti il cuore dei malvagi, Signore, su questa terra, perché solo Gesù può cambiare e ristrutturare il cuore delle persone e le loro vite, Signore. Ma sì, che sia anche un momento di testimonianza e di evangelizzazione, che il Vangelo possa penetrare, Signore, nell'Ucraina, così come non è avvenuto prima, Signore. Che sia un momento di risveglio per questa nazione, anche per la Russia, Signore, ma per tutti i popoli. Che ci siano momenti di grande testimonianza del tuo santo nome, Signore, che sia innalzato tra le persone in questo preciso istante. Benedici, Signore, questa giornata, continua a farlo tu, Signore, continua a guidare tu il culto, continua a guidare le parole, Signore, che vengono commentate, la scrittura che viene letta, i canti che vengono cantati, qualsiasi cosa. E benedetto il nome potente del Signore Gesù, il Re dei Re. Amen. Amen. Signore, vogliamo benedirti perché attraverso Cristo abbiamo ricevuto l'insegnamento dell'amore perfetto, l'amore per te, l'amore che tu hai per noi, l'amore che noi dobbiamo avere per gli altri, Signore, per il prossimo. Grazie per questo prezioso insegnamento che cambia la nostra mente, il nostro cuore e rivolge la nostra speranza, il nostro desiderio sul bene di tutti, sull'amore per il prossimo, così come tanti hanno già condiviso. Preghiamo per tutti coloro che sono nella difficoltà, nella sofferenza, in particolare per coloro che sono nelle vicende di guerra, per la Chiesa perseguitata, Signore, tutti coloro che soffrono per causa delle ingiustizie, Signore. Grazie perché insieme all'amore ci hai anche donato il senso della giustizia e la speranza per la giustizia, Signore. Così noi oggi innalziamo le nostre mani a te affinché ci sia pace, ci sia giustizia, ci sia amore, Signore. Cose che possono essere realizzate solamente attraverso di te. Noi confidiamo in questo nel nome di Gesù. Amen. Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli. Mi guida lungo le acque calme. Egli mi ristora l'anima. Mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, la mia coppa trabocca. Certo, beni e bontà mi accompagnano tutti i giorni della mia vita, e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Grazie, Signore, perché tu sei il nostro pastore, perché tu sei giusto, Signore, tu sei buono. Grazie, Signore, perché tu provvedi per ogni cosa. Grazie, Signore, perché tu ci dai anche in abbondanza quello che ci serve. Grazie, Signore, perché tu ci hai fatti e tu ci vuoi con te. Grazie, Signore, perché tu ci cerchi, perché tu vuoi che tutto il mondo sia salvato, Signore. Grazie, Signore, perché tu sei ineffabile, che non si può descrivere di quanto grande, di quanto maestoso, di quanta
bontà tu hai. Grazie Signore perché tu ci dai quello che ci serve, Signore. Grazie Signore perché possiamo essere liberi di parlare della tua parola, parlare di te. Grazie Signore perché tu proteggi e grazie Signore perché tu stai vicino alle persone che sono perseguitate, che per fare quello che facciamo noi si devono nascondere. Grazie Signore perché tu non abbandoni nessuno. Grazie Signore perché tu anche nelle difficoltà, anche nelle situazioni più critiche, tu sei lì e sei sempre a disposizione. Grazie Signore di tutto questo, Signore. Amen. Prima di passare alla predicazione di Vito, vorrei fare un altro canto. Il nostro Dio è grande. Dio è con noi, chi sarà contro di noi?
Questa è una cosa che dobbiamo imparare a ricordarcelo. E ricordarcelo quando siamo nella difficoltà, dobbiamo ricordarcelo quando vediamo che le cose sono talmente buie e non sappiamo cosa fare. Ricordiamocelo. Invece di affossarsi, come ho detto all'inizio, lodiamo il Signore. In quel momento dobbiamo lodarlo più di sempre. Perché quando siamo nelle fosse vuol dire che non stiamo guardando a Lui. Vuol dire che stiamo togliendo lo sguardo. Vuol dire che abbiamo bisogno di Lui. E per ricamminare su quell'acqua bisogna lodarlo. Lascio la parola al Signore, tramite il nostro fratello Vito, e ascoltiamo quello che ha da dire a noi. Insegnarci più che altro. Grazie Gianni, buongiorno a tutti. Siamo insieme per analizzare alcuni passi della sempre preziosa parola di Dio, che sempre insegna, che sempre ammonisce, che sempre ti fa vedere come puoi migliorare la tua vita cristiana, che la vita cristiana è un percorso, come abbiamo spesso detto, e quindi non possiamo considerare, se non un lavoro progressivo, tutto quello che facciamo quando incontriamo Dio, quando studiamo la sua parola e quando andiamo nella direzione del Vangelo. Noi siamo insieme con Prima Timoteo, abbiamo esaminato nelle precedenti domeniche i capitoli, i 3 capitoli che parlano dell'urgenza di mettere ordine alla Chiesa, mettere a tacere le deviazioni. Chi devia dalla verità sia messo a tacere, proprio dice a Timoteo l'Apostolo Paolo, che scrive questa lettera, questa prima Timoteo, e scriverà anche la seconda lettera. Poi mette in evidenza che la legge è per gli ingiusti e per i contrari alla sana dottrina, e a questo proposito vorrei leggere, e non è certamente che abbia un valore riassuntivo, ma un po' sintetizza quello che viene detto nei primi 3 capitoli, il capitolo 1 ai versetti 8 e 10. Noi sappiamo che la legge è buona se uno ne fa un uso legittimo. L'uso legittimo della legge significa considerare la legge nella sua importanza. Non posso dire che, siccome sono stato redento dal sangue di Cristo, posso fare tutto quello che voglio, ho la libertà assoluta, ma ho una libertà in Cristo particolare, la libertà di perseverare. E andando avanti sappiamo che la legge è fatta non per il giusto, ma per gli iniqui, ribelli, per gli empi, i peccatori, per i sacrilegi, gli irreligiosi, per coloro che uccidono padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori, per i sodomiti, per i mercanti di schiavi, per i bugiardi, per gli spergiuri, per ogni altra cosa contraria appunto alla sana dottrina. Ora il capitolo numero 1 ci dava questo quadro, mentre il capitolo 2 mette in evidenza che bisogna pregare per tutti, per le autorità. Mai di attualità come questi giorni l'idea di pregare per le autorità, per tutte le autorità, quelle di tutti i paesi coinvolti in questa durissima vicenda, e sono tutti. E poi la parola ci dava l'idea di come i vescovi e i diaconi, cioè gli anziani e i diaconi, coloro che li avvicinano, sono le autorità della Chiesa e debbono rispettare determinate regole. Ma abbiamo anche visto che queste regole sono
quelle che tutti dobbiamo rispettare, non soltanto anziani e diaconi. Il capitolo numero 4 invece ci metterà maggiormente in luce quello che aveva già accennato nel capitolo 1 relativo alle devianze, l'attenzione nei confronti dei falsi profeti. E poi un secondo punto è questo, anche magari se la regia potesse mandare in onda i titoli, io vorrei farvi vedere un momentino questa attenzione nei confronti dei falsi profeti. Non importa, lo facciamo dopo, comunque lo darò io. Il capitolo 4 troveremo, attenzione ai falsi profeti, troveremo devi essere un buon servitore, troveremo dai ordini precisi e sii perseverante. Ci ritroviamo su questi 4 punti. Prima di andare avanti vorrei pregare. Signore che sei nei cieli, la tua parola sia, la tua parola è non la nostra. Quando la predicazione viene proposta, l'attenzione nei confronti dei tuoi versetti, Signore, siano i versetti della tua parola quelli che entrano nei cuori delle persone, Signore, e ti preghiamo perché l'attenzione sia riservata a questa parte del discorso, perché questa è la tua parola, Signore, non è la nostra, fallibile sempre, imprecisa, sempre insufficiente, Signore. Ti chiediamo di guidare questo incontro attraverso lo Spirito Santo, Signore, perché lo Spirito Santo è l'attore di tutto quello che è accaduto dopo l'ascensione al cielo di Gesù. Sia benedetto il tuo nome, Signore, sia benedetto il nome di Gesù. Amen. E dunque, dicevo, affrontiamo il 4 capitolo. Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e dottrine di demoni, sviati dall'ipocrisia di uomini bugiardi, segnati da un marchio nella propria coscienza. Essi vieteranno il matrimonio e ordineranno di astenersi da cibi che Dio ha creati, perché quelli che credono e hanno ben conosciuto la verità ne usino con rendimento di grazie. Infatti tutto quel che Dio ha creato è buono e nulla è da respingere se usato con rendimento di grazie, perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera. Esponendo queste cose ai fratelli, tu sarai un buon servitore di Cristo Gesù, nutrito con le parole della fede e della buona dottrina che hai imparata, ma rifiuta le favole profane e da vecchie. Esercitati invece alla pietà, perché l'esercizio fisico è utile a poca cosa, mentre la pietà è utile a ogni cosa, avendo la promessa della vita presente e di quella futura. Certa è questa affermazione, degna di essere pienamente accettata. Infatti per questo fatichiamo e combattiamo. Abbiamo riposto la nostra speranza nel Dio vivente, che è il Salvatore di tutti gli uomini, soprattutto dei credenti. Ordina queste cose e insegnale, nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii di esempio ai credenti nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede, nella purezza. Applicati finché io venga alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento. Non trascurare il carisma che è in te e che ti fu dato mediante la parola profetica insieme all'imposizione delle mani del collegio degli anziani. Occupati di queste cose e dedicati interamente ad esse, perché il tuo progresso sia manifesto a tutti. Bada a te stesso e all'insegnamento,
persevera in queste cose, perché facendo così salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. I falsi qualche volta sono ben falsificati. Se io vi do questa Bibbia già usata e ti chiedo di acquistarla a 10.000 euro, tu non lo farai. Ma se io dovessi costruire una tesi di documenti con molte firme e con molte certificazioni, magari garantite da società finanziarie, per i quali alla fine di tutto questo blocco di carte ne deriva che se tu aderisci a questo contratto tu farai un investimento nel corso degli anni, forse se questi documenti sono falsi potrebbero ingannarti. Alcune falsificazioni sono pacchiane, come si dice, non è possibile credere ad esse, ma alcune falsificazioni sono più sottili. E allora queste falsificazioni sottili vengono riferite non a realtà finanziarie, che ci sono anche quelle truffe lì, e soprattutto c'erano in certi momenti nei decenni scorsi, ne parlo perché sono caduto anch'io in una di queste trappole, tra parentesi. Ma non importa questo, quanto importa che noi stiamo parlando di una attività spirituale e quindi ci sono i falsificatori spirituali. Certo, se alcune cose vengono dette in modo così evidente, tu non credi, ma se alcune cose vengono dette in modo più sottile, allora tu potresti essere indotto a riflettere, a ripensare, magari ha ragione. Questi sono spiriti seduttori, dice l'Apostolo Paolo al suo giovane amico Timoteo. Giovane, ci chiariamo anche quanti anni potrebbe avere Timoteo. Sapete, secondo alcune letture che ho fatto io, potrebbe emergere, il condizionale è d'obbligo, non siamo sicuri, che dovrebbe essere un giovane sui 30 anni. Quindi questo ti chiarisce che anche nei tempi antichi i giovani non erano solo quelli che erano sotto i 12 anni o sopra i 18, ma avevano una certa età. È un giovane comunque, come i nostri giovani, ecco, che aveva un 30 anni probabilmente. Al giovane Timoteo Paolo dice: attenzione a questi spiriti seduttori. Beh, in effetti vi leggo un passo che non troviamo adesso nel testo, non lo troviamo ancora perché l'ho trovato in un altro momento. Vi leggo comunque un passo che è Matteo 7, versetto 15. Il Signore aveva messo, non occorre anche se non lo troviamo, perché dopo il passo successivo è quello che leggiamo sul display. Al capitolo 7, al versetto 15, il Signore aveva già messo in guardia, dicendo appunto state in guardia. Ecco, grazie ancora. No, grazie. Guardatevi dai falsi profeti, quali vengono verso di voi in vesti di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi? Così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Li riconoscerete dunque dai loro frutti. Grazie anche se l'avete trovato all'ultimo momento. Invece,
questa autorevole parola di Gesù Cristo viene rinforzata da un'altrettanto autorevole parola di Giovanni. E in prima Giovanni, al capitolo 4, tra i versetti 1 e 3, troviamo: carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Da questo conoscerete lo Spirito di Dio, ogni spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne da Dio, e ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, ma è lo spirito dell'Anticristo. Voi avete sentito che deve venire e ora è già nel mondo. E dunque sono segnati, dice l'Apostolo scrivendo a Timoteo, da un marchio, e riconoscerete alcune particolarità di questi falsi profeti. Che cosa faranno? Vieteranno il matrimonio e chiederanno l'astensione dai cibi. Un matrimonio vietato. Eppure il matrimonio è creato da Dio. Non si può vietare il matrimonio, perché tutto ciò che è creato è un passo dalla Genesi, celeberrimo. È buono. Dio vide che tutto era buono. Dio ha creato i cibi, non soltanto il matrimonio. Tutti i cibi sono buoni, anche Gesù parlando dice: ma guardate, tutti i cibi sono stati purificati. Tutto è stato purificato dal sangue di Cristo. È vero che nell'antico patto alcuni cibi venivano considerati impuri, alcuni animali, e alcuni cibi non erano consumabili, ma con il nuovo patto Dio ha purificato tutto. Tutto il creato è buono. Andiamo a vedere questa affermazione anche in Colossesi, al capitolo 2, al versetto 16. È abbastanza proprio trovare questa affermazione: nessuno dunque vi giudichi quanto al mangiare o al bere, o rispetto a feste, a nuovi luni, a sabati. Capitolo 2, versetto 16 di Colossesi. Ancora una volta una affermazione che mette in evidenza quanto il Signore Gesù e i suoi apostoli vogliono mettere in evidenza la bontà della creazione. E quindi nessuno vi giudichi. E invece da dire lode a Dio per il cibo che ha creato, lode a Dio per il matrimonio. E qualche volta noi lo viviamo in modo scontato o quasi burocratico questo, ma dovremmo essere molto attenti e insegnare ai nostri figli a pregare a tavola prima di sederci o quando siamo seduti. Lode a te, o Signore, perché il cibo che tu ci dai non è mica scontato che sia sulla tavola. Per molti secoli, in regioni anche dove adesso c'è una ricchezza favolosa, il cibo era molto misurato e qualche volta mancava. Questa è una regione che ha visto moltissimo manifestarsi la problematica della fame. Certo, non dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma in età precedenti e nei secoli precedenti è successo in tutta l'Europa, e l'Italia è stato nell'Europa uno dei paesi più poveri e il Friuli è stata una delle regioni più povere. Non era scontato che mancasse il cibo. Insegnare ai ragazzi a pregare, non considerare scontato che abbiamo
il cibo. Oltretutto può essere anche una buona testimonianza per gli ospiti. Io non voglio imporre la mia fede. Se io vengo a casa tua che non sei credente, io aspetto che tu mi dica: mi è successo? Prega per noi. Ma io non mi impongo la preghiera. Ma a casa mia cambio il verbo, non dico impongo, la propongo e la suggerisco. E quindi diventa come una testimonianza per l'ospite. Signore, grazie per questo cibo, perché tu ci dai questo cibo. Sai che non ci avevo pensato. Questo cibo viene proprio dalla benevolenza di Dio. Potrebbe capitare che qualcuno te lo dice o che lo pensa. La preghiera santifica assieme alla parola il cibo. Esponendo queste cose sei un buon servitore, o Timoteo dice. Tutto quello che ho scritto ti rende, se lo metti in pratica, un buon servitore. Quindi, attenzione alle dottrine diverse. Punto numero 2. Ci sono 7 cose soprattutto che dice a Timoteo l'Apostolo Paolo. Attenzione alle dottrine diverse, quindi a tutte le falsificazioni. Sottolineare che Gesù è il Salvatore dei peccatori e che tutti sono peccatori e hanno bisogno del perdono. 3. Preghiera per tutti i governanti, quelli simpatici e quelli antipatici, quelli del governo e quelli dell'opposizione, perché sono governanti anche quelli dell'opposizione in un sistema democratico. Solo mediatore, un solo mediatore, c'è un solo mediatore che è Gesù Cristo. La quinta cosa che dice è una preghiera pura. E la sesta cosa che dice è: donne, una sottomissione che significa soprattutto condivisione delle responsabilità e reciproca attenzione e rispetto. Rispetto, reciproco. Settimo, attenzione ai falsi profeti, ribadisce. Insomma, se stai attento a tutte queste cose, caro Timoteo, tu sarai un buon servitore. E soprattutto, attenzione a questo, siamo servitori e non siamo padroni. Il padrone è solo lui. Noi siamo servitori. E anche se altre parti della scrittura ci inducono a capire che noi siamo figli, che noi siamo fratelli di Gesù, che noi siamo coeredi, che noi siamo sacerdoti. Qui l'Apostolo dice: caro Timoteo, cerca di essere un buon servitore. E forse lo sta dicendo anche a noi stamattina. Noi non siamo padroni, siamo servitori. E quindi, come ci richiamava Gianni per la parte precedente del nostro incontro, noi dobbiamo lodare, la lode a Dio prima di ogni cosa, prima di chiedergli le cortesie, i favori, le benedizioni, che sono tutte da chiedere, ma la prima cosa, la lode, evitando le parole inopportune, i discorsi che non servono. È scritto da vecchie, avete notato? Non è spregiativo. C'era l'abitudine delle vecchie matrone romane di andare in giro per le case nell'età dell'impero, quando Paolo scrive, a raccontare cose che creavano una specie di sincretismo. Il sincretismo che era determinato dal fatto che alcune tradizioni della mitologia latina, romana, greca si innestavano con la tradizione giudaica, quindi evitare queste cose. Come parlando dei falsi profeti e di quelli che vietano i matrimoni, c'è da dire che i seguaci di un certo Saturnino evitavano, inducevano i loro
adepti a evitare il matrimonio e a evitare il consumo di determinati cibi, di determinate carni. E questa cultura poi si sviluppò anche nel IV secolo dopo Cristo, e c'erano dei monaci che si isolavano e che non mangiavano assolutamente perché ritenevano che la materia fosse diabolica. E qui vedi che Paolo, per opera dello Spirito Santo, vede in lontananza evitare queste chiacchiere inutili. Prima Timoteo 6:11. Più tardi, nel corso di questa lettera, Paolo dirà anche a Timoteo questo: ma tu, uomo di Dio, fuggi a queste cose, ricerca la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza, la mansuetudine. Ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose, ricerca la giustizia, la giustificazione che viene solo da Dio, la pietà. Pietà vuol dire avere un atteggiamento di religioso. Sì, religioso, ma una religiosità non formale, una religiosità sostanziale, fatta di attenzione nei confronti della parola di Dio. La fede soltanto in Lui, che determina, che costruisce l'amore, perché l'amore poi è la continuità di tutto questo, e la costanza in mansuetudine, la perseveranza nell'essere mansueti. Anche in Seconda Timoteo ci sarà un richiamo in questo senso, e lo vediamo al capitolo 2, i versetti sono tra il 14 e il 16. Ricorda loro queste cose, scongiurandoli davanti a Dio che non facciano dispute di parole, esse non servono a niente e conducono alla rovina chi le ascolta. Alcune cose sono insostenibili. Non facciamo dispute di parole, rimaniamo fermi sulla sana dottrina. Per tutti coloro che operano in questo modo, una grande promessa, la promessa di Marco 10, i versetti sono il 29 e il 30. Andiamo a Marco, al capitolo 10, ai versetti 29 e 30. Va bene? Gesù rispose, è ancora la parola autorevole di Gesù: in verità vi dico che non vi è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per amor mio e per amor del Vangelo, il quale ora, sottolineo ora, in questo tempo, non ne riceva 100 volte tanto case, fratelli, sorelle, madri, figli, campi, insieme a persecuzioni, e nel secolo a venire la vita eterna. Dunque, una grande promessa e un grande invito. Il fisico era molto importante, molto utile, e certo, noi sappiamo che lo è, però l'esercizio fisico non deve portare via quel tempo che noi dobbiamo impiegare per fare l'esercizio spirituale, l'esercizio di pietas, di pietà, di atteggiamento di preghiera, di atteggiamento di lettura. Se noi non viviamo con la preghiera e la lettura davanti ai nostri occhi come primo atto quotidiano non vuol dire necessariamente che lo devo fare alle 6:30 di mattina, ma come atto importante della nostra giornata, fondante, fondamentale, noi non siamo dei buoni servitori e soprattutto non avremo quelle benedizioni che Dio ci vuole dare. E quindi
non dobbiamo perdere di vista il nostro futuro che è già un presente, perché noi nel presente possiamo già avere queste benedizioni, ma tanto più le abbiamo nel nostro futuro, cioè nella vita eterna. Ora si crede, giustamente, che il nostro futuro sia la salute. Quello che conta di più, si dice, no? È la salute, è anche vero. E chi ha più anni è maggiormente incline all'attenzione in questa direzione, o dovrebbe esserlo. E poi il nostro futuro per i giovani è il futuro professionale. Per tutti il nostro futuro è spirituale e per questo dobbiamo faticare e combattere. E qui l'Apostolo, quando dice faticare e combattere, non usa le parole perché sono belle, ma sta dicendoci che il nostro esercizio spirituale sarà un esercizio di fatica. Non è così facile. Ci sono alcune cose che sono molto faticose nella nostra vita comune. Per qualcuno può essere faticoso un certo tipo di lavoro, per qualcuno può essere faticoso un certo tipo di approccio alle persone. La vita con Cristo è una vita che deve essere interpretata in modo da scoprire la fatica, l'impegno e il combattimento contro il nemico, che è il nemico spirituale. E il nemico spirituale che cosa ci ha raccontato da molti anni a questa parte? Che la lettura la facciamo dopo, o domani, o domenica direttamente. Vado pure in chiesa ogni domenica, vado pure alla scuola domenicale, mando pure i bambini alla scuola domenicale e basta, no? Quindi la nostra vita di esseri umani è caratterizzata dalla fuga dalla fatica, soprattutto quando questa è la fatica di concentrarsi, mettersi davanti a Dio in preghiera. Scopriamo questa urgenza di metterci davanti a Dio in preghiera quando accadono le tragedie, come quelle di questo giorno. Allora, quando accadono le tragedie come quella di questi giorni, in molti diventano religiosi, in molti esercitano la pietas. E invece l'Apostolo Paolo dice a Timoteo: questa qui deve essere la condotta di ogni giorno. Il percorso di crescita è un percorso infinito, stai tranquillo che non sei perfetto lo stesso, però devi seguire quel percorso. Noi abbiamo 2 fratelli che si sono, marito e moglie, che si sono battezzati domenica scorsa. Hanno cominciato. Per dire la verità hanno continuato, perché hanno cominciato nel momento in cui hanno detto sì a Cristo, non a noi, ma hanno testimoniato e hanno cominciato da qualche tempo una vita. E io, Mario e Laura, vi auguro che la vostra vita in Cristo sia faticosa, perché che ci sia veramente questa fatica mentale di spostare questi documenti che sono la parola di Dio, questa fatica di trovarsi responsabili davanti a certi momenti della giornata in cui devo piegarmi davanti a Dio e dire: Signore, lode a te, e anche dire: Signore, ho bisogno di te. Prima lode a te e dopo, come ha detto Gianni, prima lode a te e poi ho bisogno di te. Per tutto il nostro futuro spirituale, il Dio vivente, che è il Salvatore di tutti gli uomini, soprattutto dei credenti, sta scritto. E poi un'altra affermazione: caro Timoteo, nessuno disprezzi la tua giovane età. Disprezzare può essere inteso in 2 sensi. Spesso non val nulla, bodinuie, si dice in friulano, capace di niente, non vale niente.
Ma c'è anche un altro tipo di spregio. Bah, quello che fa non è così importante. E quindi nessuno disprezzi la tua giovane età, intende che nessuno si sogni, come diciamo noi in l'italiano corrente, che nessuno si sogni di dire che il tuo impegno è secondario. E soprattutto, sii anche tu consapevole che il tuo impegno è primario e quindi nessuno tolga il prezzo e continua a essere di esempio. E sii di esempio con la lettura, con l'esortazione, con l'insegnamento. Essere di esempio significa però essere umili. Tito, lettera Tito 2, versetto 7, presentando te stesso in ogni cosa come esempio di opere buone, mostrando nell'insegnamento integrità e dignità. Ecco, non era quello che rappresentava la lavagna, ma non importa, lo rileggo, che così non siamo distratti dall'errore che può accadere. Presentando te stesso in ogni cosa come esempio di opere buone, mostrando nell'insegnamento integrità e dignità. Sii umile, non lasciarti disprezzare. È una vita cristiana difficile questa? Forse sì, ma ce la puoi fare. La vita cristiana è faticosa e non è facile. Parlare, comportamenti, amore, fede. Il buon servitore deve sapere individuare tutti questi percorsi. Deve sapere individuare i falsari, ma nutrendosi di fede e di buona dottrina può farlo. Essere di esempio e soprattutto leggere, esortare e insegnare. Occupati di queste cose e dedicati interamente ad esse. E allora mi viene il dubbio di quante volte io non mi sono dedicato interamente ad esse, ma solo parzialmente ad esse. E se ho fatto venire il dubbio anche a voi, perché il tuo progresso sia manifesto a tutti, bada a te stesso e all'insegnamento, persevera in queste cose, perché facendo così salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. Qui la salvezza non è intesa in senso della salvezza che viene da Dio, perché Dio ha già salvato Timoteo. È una salvezza nel senso complessivo, estensivo. Il miglior modo di vivere la vita è quello di affrontare interamente questo percorso di perseveranza, che sarà molto incisivo per chi ci ascolta, perché chi ci ascolta vuole vedere persone che praticamente si muovono. A parlare siamo tutti abbastanza capaci, ma dobbiamo mettere sempre in pratica. E il modo migliore per mettere in pratica è cominciare dall'origine, e l'origine è la preghiera e la lettura. Concludiamo questa nostra parte dello stare insieme con una preghiera. Signore, noi vogliamo chiederti di aiutarci a perseverare, perché se tu ci aiuti a perseverare, la fatica sarà inferiore. Signore, noi vogliamo chiederti di aiutarci a comprendere che dobbiamo faticare, dobbiamo piegare la schiena davanti alla lettura, davanti alla preghiera.
davanti alla testimonianza, Signore. Vogliamo essere una Chiesa che testimonia il Tuo nome. Vogliamo e dobbiamo essere una Chiesa che evangelizza. In tutti i contesti laddove è possibile, anche online, ma soprattutto nei rapporti personali, con comportamenti adeguati e con parole adeguate che vengono dalla Tua Scrittura, perché l'autorevolezza della Scrittura, quando la citiamo agli altri, ha una potenza che le nostre parole non hanno. Sì, Signore, aiutaci a essere buoni servitori e non padroni, perché questo è il momento di essere servi. Un giorno saremo con Te, condivisori del potere, ma in questo momento siamo i Tuoi servi, Signore. E noi Ti lodiamo perché ci hai fatti diventare Tuoi servi, Signore. E noi Ti preghiamo che se c'è qualcuno qui in questa sala che non è ancora Tuo servo, lo diventi ben presto, Signore. Oggi stesso, Signore, Ti imploriamo per altri servitori. Manda altri servitori nella Tua messe, Signore. Manda altri operai. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Signore, quando parla ci fa sempre sentire un po' mancanti in quello che facciamo. Io volevo, mentre c'era la predica, mi sono accorto che non ho espresso bene un concetto. E parlo di quando parlavo del discorso che quando noi arriviamo a casa e troviamo tutto pulito, i vestiti sono puliti, il mangiare è pronto, e quando alla fine del mese arriva lo stipendio, qualcuno dietro ci ha lavorato, in qualsiasi caso. Il Signore lavora in continuazione. Parlavamo adesso di essere operai, cioè essere credenti non vuol dire sedersi, non vuol dire stare fermi, vuol dire alzarsi e cominciare a lavorare. Quando è che capiamo che stiamo facendo la cosa giusta? È stato detto oggi, quando facciamo i frutti. Quando è che capiamo che quello che abbiamo fatto in casa o al lavoro ha avuto uno scopo? Quando ci arriva lo stipendio o quando ci arriva il sorriso, la gratitudine della persona che arriva a casa e vede che le cose sono pulite. Il problema è che noi non lo facciamo spesso. Diamo tutto per scontato. Diamo per scontato che il Signore fa. Noi non dobbiamo fare niente. Lui fa. Però il Signore ci ha chiesto, Lui ci ha dato la cosa più grande, ci ha salvati. Però ci ha chiesto una cosa molto importante. Ci ha chiesto di alzarci e camminare. E di creare opere. Non per mezzo nostro o per merito nostro, perché il merito va sempre a Lui, Però se noi non ci muoviamo, se noi quando ci martelliamo quel benedetto dito, invece di imprecare, non diciamo lode al Signore, noi stiamo perdendo un'anima. Stiamo perdendo la possibilità di mettere un seme nel cuore di una persona che può dire, cavolo, quello è diverso da me. Quello non sta dicendo una parolaccia perché è successo questo, ma sta facendo una cosa diversa. Che cos'ha lui diverso da me? E quello viene automatico. Non serve essere oratori, non serve essere chi sa parlare, chi sa dire tante cose. Serve solo avere un atteggiamento giusto. Se partiamo da quel piccolo seme, poi tutto il resto cresce. Il Signore ce l'ha detto, da un seme di un albero, del seme della senape, si crea un albero gigantesco. E quanto più quel piccolo gesto può creare tante cose. Volevo chiarire questa cosa perché
avevo paura che il concetto non fosse arrivato al 100%. Vogliamo salutare chi è a casa, grazie di essere stati con noi. L'invito è sempre di venire qui in chiesa, di avere un contatto visivo. Adesso di fisico si può parlare poco a livello, perché sono ancora le normative Covid, però quel contatto visivo che è molto molto importante. Perciò vi invitiamo sempre di venire qui, di venire alla nostra presenza, l'indirizzo c'è sul sito. E prima di salutarvi vogliamo fare un ultimo canto. Gloria a Dio. Vogliamo veramente glorificare il Signore per tutto quello che Lui ha fatto nella nostra vita.